Caldo, Sansale, aio in resta, temporale e grande tempesta. Caldo, zanzare, la treccia di aglio, temporale e minaccia della grandine. Tutto questo è la traduzione del detto popolare che riassume in fondo il nostro quotidiano, l'incertezza di questo mese di luglio che è arrivato e che è l'essenza della nostra estate, ma all'insegna dell'incertezza, l'incertezza del tempo, l'incertezza quindi delle vacanze e l'incertezza del nostro tempo libero. I nostri nonni già questo avevano imparato ad accettarlo e lo facevano affidandosi a questi detti e a questi modi di dire. Ora noi oggi siamo un po' cambiati, ci affidiamo alle app che si trovano numerose sui nostri telefonini e a cui noi spesso affidiamo l'organizzazione delle nostre giornate. Ma io dico sempre, non affidiamoci troppo a queste app, lasciamo anche spazio all'improvvisazione e lasciamo spazio anche alla non programmazione, in particolare se siamo in vacanza. Come pure affidiamoci a qualche ciaccola e a qualche sforizzo, così come faccio io oggi, aprendo questi nostri incontri con il mese di luglio. Intanto buona ciaccola e buon sforizzo a tutti!